Allora, a famiglia defettuosa, già il titolo è tutto un programma. Santino Pippo Caruso, per la prima volta nelle vesti di attore principale, quindi non dico che è emozionato, no, ma su testa non c'è mai una cosa di spillo di ughia proprio, no? Completamente. Aiutatelo, mi raccomando, sostenetelo con un bel applauso e lui si carica, si droga, si imbriaca completamente. Assunta la moglie Antonella Seli, e vabbè, dopo non c'è niente di chiarire. Lavinia Anna Salomone, zia Carla. A parte il fatto che avete già il dépliant nelle mani, non ve lo voglio dire perché lo scoprirete da soli. Massimo Giuseppe Di Mauro, Stefano Rosario Malizia, Rosa Marcella Gatti, Nonno Felice Salvo Platania, Serena Meri Contrino, Maricchia Musso, Gina Giannino, Teresa Musso, Emilia Marcello, la regia di Antonella Seili. Mi pare che siamo a posto, sono già le 19:05, siamo pieni, non è tardi, purtroppo i posti qua è una piccola pena, signora. C'è stata un po' di folla, grazie al cielo. Ma non troppo, guarda, non avanziamo, facciamo 4 usate e ci porterete senz'altro. È vero che ci porterete, ci volete bene o no? E allora, buon divertimento, arrivederci! Lavinia, pronto? Assunto salario per favore. Mamma, vieni, siediti qua, meco. Che hai un poco di tempo per dire uscire. Tutto carrini, con l'occhio che ti brillono, sempre con questa domanda. Dimmi chi c'è sutta. Mamma, vuoi sapere? Oh sì, mamma, non mi dare dei spini. È che sono innamoratissima. Mi vostre spini, che bella notizia. Finalmente una bella notizia. Venga. Mamma, ma i problemi nell'amore non mancano mai. Ma non vero che tu non sai? Mamma, chi dici? Di tutto cosa mia, dice e ti fa. E chissà per Inza? Sai, Massimo, venga un succhino di prego. Che sono sti brecci? Stampe, malattie, così vinti. No, mamma, sono così buoni, così positivi. Tu sai, però è un poco che? Vabbè, Papà, ci butta assai a lingua. Assai. no, poco. All'inizio, le puoi scambi di lecce che papà mi hai tenuto tutto così dincia. Tu, sì, da me patti, non è vero? Certo, mamma, io voglio tua felicità. Dite queste cose, ci fa caso. Eppure io, dentro casa uno così non lo voglio. Giù casa, io faccio una casa. Senta, mamma, tu non ti preoccupare che a tutto parte ci penso io, va bene? E poi, sai, magari che è pieno di difetti. Vero? Cioè, tu vuoi fare la lista? Mi dico solo che hai amici miei in queste parti intime. Io c'ho capito, questi non sono difetti perché non si vedono. Va bene, non ti preoccupare. Appena Neri dice, ma lei già legge, mi chiamo che ci picchia la botta e muore. Ma dimmi una cosa invece, ma le di questa famiglia di un nessuno? Ah, su di Mister Bianco, che vicino, sì. Si chiamano mamma e zia. Una riviti però per lavori qua. Si chiamano Scartaci. No. Scandurra. Ma no. Si chiamano scassamento. E io non sapevo. Allora mi ha girato, non certo arrivano invece non ci cugniamo su belli. Io la vigna con l'uccello, mamma con l'uccello e il pomodoro. Assunta pomodoro con l'uccello. C'è il scassamento, no? A proposito del scassamento, Non ti preoccupare, questi cognomi dice una bella
sorelle scassa musso. Non già nessun te. Disturbiamo? E chi su disturbiamo? Ni su seguo e ni niemo. No, non disturbare, che c'è? Ah, Gesù, peggio di l'ecciso secondo me. Gesù cadastro, vedere morti, E tu che non si può più camminare, pisciata. A chi cammini, a chi da trovi sotto una macchina non ci vuole niente. Lavinia, stai attenta figlia quando cammini che ci sono tanti pazzi per i peli. E tu vai a come di chiune. Vero, eh? Che fa? Sta camminando? Ti sta chineando? E che fa? Ti porto in ospedale? Poi! Capace, che ti chiamo a operare, dai a una sciubbiata, ti aprono, dai a buona. Maggi, ma quando così che succede? Vai! Stai mangiando un io! Maggi, ma che cosa succede di sicuro? Non mi riparare, Sara, non mi riparare a buona, di mio marito. Mi scivola a casa, facciamo un gatto libro. Infatti, civile, facciamo ospedale. Ma ti mandavi i palitti! E pano, non ci pensate più, E mamma, a momenti, vengo papà. Sì, vero papà. Che fa? Disturbiamo? Perché sono disturbiamo? Ni su semo e ni niemo! No, io mi bicchiere, che andiamo a preparare. Andiamo a preparare. Vabbè, Saro, a monenne. E guys, se chi nella salomeria a qualche cattare qualche cosa, ma magari mi scando, perché capita che passa qualche disgraziato con un motorino e mi mette sotto. Ma così, certo! Sì, non da cattare mai un motorino, perché prima o dopo qualche incidente ti succede. Ma Dania! Usaccio, ma tanto io un motorino non me ne è Non cattare. se ne accatare, cammina a peri! Per essere dito da traversari! Stai attenta, Perché le strazi quando sempre succede. Certo. Grazie, Monina, Sara. Arrivederci, Madonna mia, mamma, ma sti lui ti posso buttare solo tu, Ma ogni volta che raccontare la lasti mi sembra il cane non a cascare, C'è tu che chiama sempre monogoriuno, non si sbaglia. Hai ragione mamma, ma quando andiamo a fare, restiamo tutto noi sole come tutti non chiede. Io vengo a cascare sempre a caire. Aspiriamo che quando sarà mi deve essere lontano di sto quartiere per tanti motivi. Ecco lo so sto motivo, sentiamo. Ciao papà, canente, la signora Maricca a questo solo. Per favore, non mi parare che signorine mussi di figuriglia che quando vengono a rompono. Sono due cucchi. Ieri stava camminando e cascai. Stavamo stanciando il cavallo e venendo campanano da bene. Ieri cominciai e quel volta mi dissero, signor Santino, ti dice ancora quando cammina, ti dice ancora quando va stesso. Non mandare, ne voglio chi sta a casa. Ma mi fanno bene, mischini! Mischini! Quando vengono chissimi loro non sempre i Quando viene la signorina Teresina Musso, diventa giallo e rosso. Quando c'è la signora Musso Maricchia, a tutte stellicchia. E abbiamo sta puntata. Senti papà, io non t'ho visto a parare. Sì, io l'ho visto imparare. No, solo io. No, sapete. Papà, tu mi hai voluto sempre bene, non è vero? Tu l'hai voluto sempre bene, è vero? E tra padre e figlia ci deve essere un rapporto aperto. Certo, apertissimo, perciò Santino, rapida. Meglio che si sta chiuso. Papà, ora finisce tutto questo. Oh! Basta vedere un po' poi altri. No, non sono che una parola non detto niente. Attenti. Papà, ora parlo. Ora io va. Oh! Un capito. Vai via.
andarci all'incontro in ogni modo. Sono innamorata. Ma poveri turisti sei così. Ma meno male che non ci sono solo. Perché non sei contento? Ma come non sono contento? Queste sono belle notizie. E qui è questo gran fortunato. Si chiama Massimo. Meglio Massimo, Sandino. È un ragazzo chino di pregi. Sandino, senti, mi dica che i pregi non sono positivi, malati, sono cose positive. A me mi spieghi, ignoranza, non ha senso, ma male la polizia. Cara figlia, essere così pregiato lo rete tutti, ma è giusto qualche difettuccio che si vede, che non guasta. Veramente qualcuno ce l'ha? E tu come Ce l'ha? sai? Picchini, però prima che avevi tu con la linea. E che come te la farai, i difetti? Papà, sai, hai una voce delicata, yanga yanga. Ma io veramente la cucina ancora non la conosco. Ma magari la lingua c'è una bianca. Sono felice stomaco, allora una purghetta e passa tutto. Papà, quando fa, mi fa volare. Non è quello che scrivere tu non me lo sa. Che tu. Sai, ma stavo figliando a Cainza. È romantico. Ah, magari stranieri, addirittura da Romania. Papà, da quale straniero, siciliano, e stanno a Mister Bianco, però io nasco a Priolo, sono a cercare i cartini, sono a Sciacca, sono a Messina e sto faccia da Grigenti. Ehi, ma sono internazionale. Che male che non fece un figli. Ah, non c'è balla, se non passavo uno stampo, non si trovavo, non trovavo. L'importante è che di buona razza. Picchi, mia mamma ci diceva sempre, meglio vino di buona razza che un buono di linda razza. A Bonanno poteva Maxi, ti diceva sempre Fisserì. Invece a Bonanno poteva Maxi, sai come diceva, Bigizi, io crederia, quando spisse in compagnia. E che rumore vita che rifrescava. Quindi ero pescavo, a me a Bigizi mi passavo, e a te a crederia che aumentavo. Massimo, tu presto ti vuoi capisci. Figlia di, ormai hai 25 anni, è giusto. Tu sai, tu sei voluto bene. Gli hai voluto sempre un massimo perché io passo ti sta pigliando il nuovo e speriamo magari di carattere. C'è un bello Ma se lavoro. tu lo conosci, come sai? E me una cosa da dire. Sì. È giusto perché qualche difettuccio questo massimo l'avesse vita. È un vecchio uomo, farà un piccolo difetto, che uomo è. Magari un goccio, l'importante è che non si vede, giusto? Chissà, ci vedi che è peloso, perché sono peloso. La gente, se che si comanda a fare chi cogli. Veramente ti fittucciolavi. Ma io non vedo più, no. Sì, è un difettuccio. Uccio. E quello è questo difettuccio, uccio. Un po' poco. Balbuzienta. Come un siciliano, non ho capito. Fa qualcosa rallentatore. Ti fa il rallentatore? Nenti è veloce. Solo che è poco. Babbalecco, lecco. Ci mica una mano su tale Ma qua. con tanti picciotti c'era che parlavo, ti sta a pigliare, babbalecco. La gente, mi dice sto di picciotti che parlano tanto un pericucca, mo di giubbi. Seria, alla casa, babbalecco mai, le figlie, zii, da punto fattoso, mai, La non fratello. voliti. Ma stai a casa di dare vita. Ma prima che c'è dato vita, a casa non dava casa. E buono, Sandino, che mi chiedi la lingua ci impinge. Dopo ci dici, a così a mia figlia dice, poi non so questo faccio, lei che fa. A proposito, come si chiama questo faccio? Stefano. Stefano Como. Stefano. Scassamento. Chi è quello scassamento? E chi stavo per la scassare? Nella casa. E sto faccio, come si chiama? Sto faccio, come si chiama? Rosa è bello un nome. A Buonanno, perché mamma si chiamava Rosa. Rosa Como. Rosa Bu. Ah, 5 lettere. Bomba. No. Buttoni! Vedi, chi è che ci vuole essere chi sta? Bottiglia! Ah, sì, guarda che siete 5 lettere. Scemo con 5 lettere. Senti, Daggio, mi sta facendo una buffa. Buffa e scassamento! Ma stanno girando, bottiglia! Santino, avanti, dai. Avanti, perché discutere con scivogliate che sono belle. Può stare
senti, Caruso, ma guarda, immaginate, quando chi si fossero già all'altare, mio marito ci dice, vi dichiaro marito e moglie, Lavinia, con l'uccello di scassamento, ma cosa? E questo, quando parla, quando tempo ci fa prendere di cristiano con lo scudo, questo uno puta caso. Ha visto avere un centro di il bagno, buon morire, andiamo a fare il buono. Ah, ma Santino, ma finisci la che magari tu ce l'hai in difetti. Io, e che difetti hai? Oh, vuoi sapere? Appunto sei venuto come scimmio africano. Ma poi hai i cipotti d'anno era tutto bene. E nessuno che mi può buccare. Ah, cosa? Tu non tu mi. Mio momento! Io non tu l'ugno. Ah, Vieni a subito. io non ci l'ugno. Ah, e poi arrotamo di uscire belle cognome. Avanti, che ti impuntaste. Io ho assunto pomodori con l'uccello. Tu Santino con l'uccello e chi da Carlo con l'uccello. Io con l'uccello che col pomodoro. Ma non si vede. Non si scassa bene. I neanche non vedono renti! I neanche non sentono renti! I tuoi occhi non mirano lenti, i miei occhi mirano, gli americani sentono. Ai! Mi fa volare, voce bianca, io è romantico, ma che era pappalecco poi sta all'ottomo. Ah! Buongiorno Santino. Carissimo, buongiorno! Ragazzi, ma vedutene! Ma ci sono certi orari che sono peggiori, quando ci sono temporale, terremoti, uragani! Sì, volevano, pure sì, ma solo poco. Ma la mia mogliere, come sono? Non bagno. E che ci va da 2 a 2? Quando facessero un altro servizio? Se eri chissà per casa a bagno ci non sono molto perché ci siamo ospiti. Ma che fa? Disturbiamo? Perché se disturbiamo, ne sosiamo e ne niemo! Oh, oggi che disturbare, no, come dare? Santino, non fa tanti sacrifici per farsi qualche cosuzza, chissà ciò. La casa, La macchina, a capina mari, qualche euro mi sto telato. vai che di moto, gli piace tutto cosa. Santino, per me passa famiglia sacrifici da fare tassare. Però, a buon'anima di mio marito, diceva sempre, usata per le domani, salva per le mani. Tutto scassamento sono quasi. L'importante è che le mani saluti. E lei pare che fino a ora qualche tanicchia c'è. A ragazzo signore. Va uno, che ci lava i capelli. A buon'anima di mio marito, dicevo che sapere e mi buttare un Finivo di leggere. Signora Marita, io vorrei dire a parlare per faccia Salvatore a chiesa. Che fa? Dicevo con mia... Sandino, state attento. Perché vicino alla chiesa, cosa comincia la filmata dell'autobus? Ma mi sento a bambino in minuto. amore, però se non bevo c'è costa. Un altro mese. E lei ama ci da chiaro. Però, campo ancora. Non hai detto sempre. Nella casa, a venire imparando con immo, è una fortuna. Peccato che io, una volta viene, avanti, ne stiamo. Grazie. Arrivederci. Vieni qua, mamma, dai, vieni un po', ho bisogno di tutte cose. Io ogni volta, ogni anno si mi va sempre di farci Salvatore. Ora ci chiamo, ci faccio fare una bella predica. Aspetta, guarda, adesso. Pronto? Sì, che lavora del Santissimo Sacramento San Crispino, San Girolamo, San Cristoforo? Sì, faccio Salvatore, lei è... Buongiorno, sono la signora con l'uccello. Senta che hai un problema rani con mamma. Lo sai, la vita, non fai altro che chiangere, scippare i capelli. Si scippa i capelli chiari. Si scippa i capelli che sta restando. Ignosa, sì. Lo sai che se dici da un picciotto babbalecco, so facci non vuole e feci l'inferno. Perché tu sai com'è? Prendi
Pronto! Ma ci soffro! Soffro come soffro, maledettamente, soffro, sì. Peggio di una telenovela, scherzo. L'anniso faccio sapere. No, la vita non ti picchiare i pinnuli, no, mamma no! Oggi faccio sapere che lei è assai che è pericolo di vita o di morte. Ci facessi, faccio fare l'esame a marito. Sì, casomai lo chiamo per le emozioni. Arrivederci. Mi piaci? Mamma, sì, meglio di Narciso. Sì, che tu scherzi, perché sei mia? Io come la scuola chiamavo sempre a me per fare compagnia. Certo però mamma, se risolviamo chi so, come un problema c'è nauccio. Mangia, mamma, non mi farà rimordare a me. Non credo che sei incinta! Sì, incinta. No mamma, non sono incinta. Certo che però forse mi sta stato meglio. Non dirla così perché fa sediare una cara mia, eh? Mamma, Massimo, avevi un nonno materno che è cieco di un occhio. Meschinetto. Ma va, non c'è buono là. Buono. Sei buono. Poi ha un leggero tic nel braccio destro. Ah, da meschino. Ma la cosa ci funziona? Un tic leggero, Leggero. nella gamba. Ah. Ma la usiamo? Buona. Da meschino, perché sono contenta? Mamma. Facci Massimo. Avevi Poco di chi? un po' di gobba. Madonna, che morodo, Come può essere? Mamma, Ah, amarci Massimo. magari. No, no, non è nuda. Ah, Era un po' poco di sciagliatetta. Ma cosa santa sciancata, La piccola bottega degli orrori? Ma ci stai impressionare magari a tozzito. Io non c'è avuto un c'è molito, che è voluto, che ti ha sciaccato. tuo padre non accetterà mai. E io me ne voglio. Ah no, tutto c'ha mica puitina. E allora aiutami. No, mamma, come ti aiuto, però non ci diciamo niente di tu come sape tutta questa cosa, ci vedi una volta e muori in sicuro. Però mamma, non ti può immaginare di quando sono tutti simpatici. E tutti difettosi. Mamma, scusa, ma tu non dici sempre che l'amore a c'è ogni difetto. Sì, ma uno, mamma, no, però cucina è una cartata sana. Ma poi uno buono da sta famiglia non c'è. Sì, sì, a Soli Massimo è buona. Meno male almeno. Devi solo amarci china di lei. E l'ultima parola del discorso che fa ci invinci. Ma caravita. Mamma, e poi a un cane che è in amore. Nessuno cane c'aveva che essere buono da sta famiglia. No, veramente ci manca una ricca. Cioè, Tu dici sempre che è meglio una famiglia con cori ranni, che senza difetti e senza cori, no? sì. Poi Massimo mi darà il massimo per me. Dice sempre che sono dolcissima, che sono bellissima, che sono purissima. E va bene, mamma, faremo di tutto per portare avanti questo amore bellissimo, purissimo e levissimo. Grazie. Perché una donna innamorata non vedi niente. Hai ragione, mamma, quando cose non mi leva le tue scherzatori da faccio, non ti preoccupare, ma guarda, va bene lei, cerchiamo una pista, però non ci diciamo niente, No, non potremmo Amici, Sì, papà. ma non è una cosa. Tanta già sai. No, picca picca! Ma quando parla, si capisce assai che si impizza la lingua. no, picca Ah, picca! finire dare spugno dopo. papà, mi è troppo simpatico. Su una famiglia di simpaticoni. E a quanti anni ha? 100 anni. Vuoi giocare uscire su? Sì, papà, basta una telefonata. Eh. Sì, lui fa ragione, è una grande impresa di pulizia, sai, sì, grande esperto di computers, scrive poesie, sa cucinare, sa levare, sa stirare e sa amare. Come dite tutte queste cose tu una ne sa fare? Ora mia mamma picchiati mi metto tutto a lavare, a stirare e a scopare. Telefono. Su telefono. Bravo, Sandro, non ci stai buono comunque. Ma ragazzi di
Pronto? Pecorino mio! Pecorino! Perché è fumaggio? Andiamo lei da casa, pecorino! Raccomando, bene, tanto il cono. Va bene? Va bene. Ciao, pomodorino. Io che mi chiamo Pomodoro, tu a mia Pomodorina non mi ci hai chiamato mai. Ma così facciamo la salsa! Tra un po' vedi il cono, però i messaggi ti vengono più tardi. E meglio eri che poi tutte assieme ne confondevo. Vabbè, ma chi sei? Che così da oggi così hanno questo modo di parlare, capiste? Un malaugurio! Brava mamma, ci picchia su che era l'otto. Sì, ma è qualcosa. Sono ne buono. Non ci pizzate tanto, siamo su questa terra, Per pissotte. questo dobbiamo vivere al meglio come possiamo. Si dice che era più meglio ora? Chi faccio? Va con bagno? Va con bagno? Andiamo? Meglio che andiamo? Sì, va con bagno. Va riposati, tranquilli. Ma prima di dire a me, io volevo dire una cosa, perché questo gatto ne voleva aiutare preoccupata. Ma stasera, prima che vi cuccate, chiudete la porta, che ci vuole niente a scoppiare. E arrivate fino alla nostra casa e noi purissimo. Non vi preoccupate che chiudremo, anzi, lo sapete che facciamo? Stasera mangiamo pane e formaggio, ma andare a te. C'è quell'ora. Ma certo, uno fa tanti sacrifici per fare questi pezzi casa. Poi scoppiano a bambola e saltano tutto così. E poi io stasera, pare che mi sento. Sì, io mi sento, stasera scoppio. E quando mi sono sentiti, sicuro succede. Quando mi distraio dal minchia mi relago. Accompagni, devo ficchiare. Ma io non ho molto responsabilità. Tu succede qualche disgrazia. Ma che succede? Che non si piano lo stavo. Amoegna? Senti meglio, nei parenti, senti buoni vicini. Grazie, ha ragione per soldi. Grazie, Cosa mia, capo? Vecchi, pecorino!